Per sostenere Garibaldi, il 19 luglio Cialdini manda in Valsugana da Bassano del Grappa una divisione ai comandi del framassone Giacomo Medici, ex garibaldino, forte di 9.000 uomini, tra cui 6 pezzi di artiglieria e reparti di cavalleria. Il 22 luglio occupa Primolano, tentando di accerchiare i circa 800 soldati asburgici di Franz Pichler, in inferiorità numerica di circa 1 a 10. Si tratta di episodi minori in quanto Vienna tiene a bada la fastidiosa incursione italiana con il grosso delle truppe spostato sul fronte settentrionale. Il generale Kuhn, intanto, attesta le truppe su posizioni strategiche intorno a Trento. Cialdini occupa Padova il 12 luglio, il 14 Treviso, San Donà di Piave il 18 luglio, Valdobbiadene ed Oderzo il 20, Vicenza il 21, Udine il 22, il 24 luglio Cadorna entra a Palmanova, ma ormai la guerra è finita. Dopo aver preso Borgo Valsugana e Levico Terme, il 27 anche le truppe di Medici si arrestano davanti al complesso fortificato di Civezzano e devono dire addio a Trento. Ormai, il 21 luglio 1866, nel castello di Nikosburg si firmano i preliminari di pace tra Austria e Prussia. Napoleone III allora scrive a Vittorio Emanuele II: Mio signor fratello, appresi con piacere che Vostra Maestà ha aderito all'armistizio ed ai preliminari di pace firmati tra Prussia ed Austria. È dunque probabile che una nuova era di tranquillità si aprirà per l'Europa. Vostra Maestà sa che io ho accettato l'offerta del Veneto per preservarlo da ogni devastazione e prevenire un'inutile effusione di sangue. Il mio intento fu sempre di renderlo a se stesso. Padrone del suo destino, il Veneto potrà esprimere la sua volontà col suffragio universale. Garibaldi è raggiunto dall'ordine di ripiegare. Vecchio e ferito, risponde al comando supremo con il famoso obbedisco, scritto su un telegramma spedito da Bezzecca il 10 agosto. A ricordo di tali fatti guerreschi c'è rimasta una canzone trentina che fa così. Quei pel de Garibaldi, che faremo dei tamburi, tiroesi, ste sicuri, Garibaldi non ven più. Al comando della Marina Militare, i primi di maggio 1866, il ministro della Marina Diego Angioletti aveva designato l'ammiraglio Carlo Pellion di Persano, che davanti ai problemi della flotta considerò l'idea di dimettersi. Persano era originario del Vercellese, della provincia di Vercelli, che è la provincia proprio accanto a quella di Novara dove io vivo. Lì l'acqua più profonda è 1,5 palmi delle risaie e infatti lui non sapeva nuotare. Quando era sulla nave si faceva affiancare sempre da 2 marinai che le cronache precisano dovevano essere robusti, perché se per caso lui cascava in acqua ce ne voleva 2, quello che lo aiutava ed eventualmente una riserva per salvarlo. Ora, che un ammiraglio possa essere ammiraglio senza conoscere sufficientemente l'acqua è paradossale, ma è ancora più paradossale perché la sua esperienza di gioventù l'ha consentito di mettere a repentaglio per 2 volte la vita del re d'Italia, quando ancora era soltanto principe. Erano in Liguria, facevano diciamo una scampagnata per mare e riesce a fare naufragare lo yacht, diciamo una barca da diporto, sulla quale però c'era il re e devono salvarlo. In un'altra occasione c'era il re, questa volta era il re, con tutti e 2 i figli, ed era sulla costa diciamo della Maddalena in Sardegna, voleva fargli risparmiare un'ora di viaggio e ha tagliato, ha preso uno scoglio per cui sono dovuti arrivare in fretta e furia a salvarli.
La sua difesa poi è stata quella che lo scoglio non doveva essere lì. Vi ricordate cosa ha detto Schettino? Dice: ho battuto sullo scoglio, ma non doveva essere lì. Ora Schettino adesso avrà probabilmente i suoi guai, Persano invece no. Hanno accolto la sua difesa, che lo scoglio doveva stare dall'altra parte, che era colpa dello scoglio e non sua. Dopodiché lui diventa ammiraglio perché firma la nomina a se stesso. Nel momento in cui lui faceva parte del Ministero della Marina, convince il ministro che lui è la persona più indicata ad assumere il ruolo di numero uno della Marina. Il ministro alla fine si convince e lui firma per se stesso la nomina di ammiraglio con i risultati che si vedono. Le sue campagne militari consistono nell'arrivare con le navi a bombardare Ancona, che era praticamente già resa, a bombardare Gaeta, che era praticamente già resa, ma in questi suoi movimenti riesce anche a meritarsi l'accusa di vigliacco che gli attribuisce Cialdini, perché le navi stavano sempre sufficientemente indietro in modo tale da non essere colpite, ma quindi anche nello sparare inutilmente, perché se non eri colpito neanche colpivi. Lui è ancora più indietro delle navi che già stavano indietro, tant'è vero che i risultati poi fisicamente non ne porta. Il neocostituito Regno d'Italia aveva formato la marina quasi da zero, dovendo fondere comandi ed equipaggi eterogenei provenienti da zone della Liguria, della Sicilia, del Napoletano. Per l'arretratezza dell'industria navale italiana aveva inoltre commissionato navi moderne a cantieri statunitensi, francesi e inglesi. La più ristretta flotta austriaca era però uscita dai propri cantieri a Pola, Fasana, Trieste, Muggia e Venezia, plasmata dall'esperienza sul campo e con uniformità di materiali. L'istruzione nautica era impartita nella scuola navale di Venezia. I comandanti erano compatti, gli equipaggi erano stati ben addestrati nella baia di Lussino. L'arsenale era a Pola. Comandava la flotta austriaca l'esperto Wilhelm von Tegethoff, già alla testa dei combattimenti navali contro i danesi nel 1864. L'ammiraglio von Tegethoff nacque a Maribor, nell'attuale Slovenia, nel 1827. A 13 anni, nel 1840, lo troviamo qui, nella nostra capitale, come cadetto di marina nel collegio che era situato all'ex convento di Sant'Anna. Dopo qualche anno, ancora giovanissimo, è il trionfatore della battaglia navale di Helgoland nel mare di Nord, dove dimostra capacità di manovra, dove dimostra anche una certa dose di spregiudicatezza, che poi diventeranno fondamentali nella battaglia di Lissa. Nella battaglia di Lissa von Tegethoff riesce a stravolgere l'equilibrio della battaglia, perché la superiorità della marina tricolore era schiacciante, sia per i mezzi che per gli uomini. Ricordiamo che l'ammiraglio Persano, comandante in capo della marina tricolore, disse all'arrivo delle navi austriache: stanno arrivando i pescatori. Il 20 giugno 1866 si insediò il secondo governo Ricasoli con il nuovo ministro della Marina Agostino De Pretis, il quale sollecitò Persano a muovere le navi da Taranto. All'alba del 27 giugno 1866 fu avvistata una squadra nemica in avvicinamento. Persano fece uscire dal porto di Ancona 9 corazzate per inseguire le navi asburgiche, le quali si dileguarono. Dopodiché decise di procrastinare l'attacco. Il ministro della Marina De Pretis approvò. In una lettera del 4 luglio 1866 esortò Persano ad una vigile difensiva, in accordo con il primo ministro Ricasoli, propenso a non impegnare la flotta che con la sicurezza della vittoria. Saputo della vittoria prussiana a Sadovà, che metteva il governo italiano nell'urgenza di evitare che le Venezie fossero date alla Francia, la situazione si capovolse. Il 6 luglio 1866 il ministro della Marina De Pretis emanò nuovi ordini. Tenersi più che mai all'idea di combattere e di ricercare la flotta austriaca e di attaccarla.
Il 7 luglio De Pretis ordinava di attaccare la costa vicina a Trieste per rompere la linea del telegrafo e il collegamento ferroviario tra Vienna e Venezia. Persano fece a modo suo. Dal 9 al 15 luglio scorazzò senza attaccare vicino alle coste dalmate. Così gli venne l'idea dell'attacco a Lissa. Quest'isola gli doveva sembrare un obiettivo alla sua portata. Il consiglio di guerra, tenuto a Ferrara il 14 luglio 1866, ingiunse all'ammiraglio Persano di agire, pena la destituzione. Persano disponeva di navi costose, ma aveva trascurato le istruzioni di tiro e le manovre di squadra. Il primo a peccare di inesperienza era proprio lui. Mai aveva affrontato una flotta nemica. Gli austriaci sembrano in svantaggio. L'inferiorità dei navigli è di circa 1 a 2 per tonnellaggio, mentre nell'armamento l'inferiorità si aggrava, perché la Prussia ha bloccato la fornitura dei nuovi cannoni a canna rigata della Krupp alla marina asburgica. Dovendo superare l'inferiorità di tiro, l'originale tattica di Tegethoff si basa sullo sperone. Bisognava lanciarsi in formazione contro lo schieramento avversario, circondare e isolare alcune navi nemiche e poi sfondare la loro chiglia. Tuttavia, qui entra in gioco un fattore umano fondamentale in guerra, l'esperienza, che va ben oltre i mezzi a disposizione. Gli equipaggi asburgici riflettevano la composizione della gloriosa flotta veneta. In gran parte era gente di mare proveniente dalla Dalmazia, dall'Istria, dal Veneto e dal Triestino. Tegethoff ha un forte legame con i suoi uomini e può dirsi veneziano d'adozione. A bordo i marinai parlano il veneziano. Le navi, per quanto non di ultima generazione, sono però ben costruite e maneggevoli. Le navi dell'Aquila bicipite sono quasi prive di corazza, così Tegethoff dispone che i cantieri montino rotaie e catene sulle fiancate delle navi più grosse. In una lettera ad una baronessa triestina, l'ammiraglio alluse ai propri equipaggi scrivendo che anche dietro la fiancata di legno battono cuori di ferro. Gli italiani vogliono prendere Lissa, ma non avendo mappe ignorano le sue postazioni difensive. Nessuno dei comandi si decide a consultare i subalterni che conoscono l'isola. La ricerca di carte topografiche presso i rigattieri di Ancona va a vuoto, così il capitano di vascello D'Amico è mandato in ricognizione a fare dei rilievi e circumnaviga la costa battendo falsa bandiera britannica. D'Amico può comporre così tutti gli schizzi dei forti e batterie, ma il suo lavoro risulterà impreciso. Poiché i cavi telegrafici sottomarini sono stati spostati, le cannoniere mandate nell'isola di Lesina a tagliarli vi riescono solo in tarda mattinata del 18 luglio. Perciò l'attacco manca dell'effetto sorpresa. Tegethoff è avvisato dei fatti dai bollettini ricevuti. Pensa dapprima ad una mossa diversiva di Persano, ma l'indomani capisce che Lissa era l'obiettivo del nemico. Quindi è autorizzato ad uscire con la flotta, avendo carta bianca sul da farsi. Persano mira a neutralizzare i forti di Lissa. L'armata si articola su 3 squadre. La prima, condotta da lui stesso, è la squadra da battaglia che attacca Porto San Giorgio. Poi c'è la squadra d'assedio sotto il vice ammiraglio Giovan Battista Albini, che deve sbarcare a Porto Manego. Infine, una squadra sussidiaria sotto il contrammiraglio Vacca. È composta da fregate e corvette ad elica e deve bombardare Porto Comisa, lanciando un secondo sbarco. Il 18 luglio le unità di Persano tempestano di ferro e fuoco le fortificazioni di Porto San Giorgio, ma le altre 2 squadre abbandonano il posto senza eseguire lo sbarco. Alla riunione serale, Persano rimprovera Albini e Vacca, che replicano tirando in ballo l'eccessiva altezza delle difese da colpire con le artiglierie. La vanagloria di Persano lo induce a cantar vittoria. Comunica ad Ancona che la Gibilterra dell'Adriatico è stata presa. Neppure il 19 fu lanciato lo sbarco, nonostante i rinforzi provenienti da Ancona.
Arrivano l'agognato ariete corazzato affondatore e nuovi reparti da sbarco che innalzano a 2200 le unità di fanteria italiana ormai superiori alla guarnigione isolana. Persano riprende a bombardare e ordina ad Albini di prendere Porto Carobert, ma l'azione è intrapresa solo alle prime ombre del tramonto, poi si arresta davanti alle fucilate delle truppe asburgiche. Persano si dice soddisfatto, quasi avesse tutto il tempo davanti a sé per coronare i suoi obiettivi. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Insieme a me, come sempre, l'architetto Maria Cristina Scalet, direttrice del Museo della Battaglia, per introdurci all'argomento di questa puntata. Parleremo di un personaggio, architetto Scalet, un personaggio molto particolare, legato naturalmente alla Prima Guerra Mondiale e a Vittorio Veneto. Certamente. Stiamo parlando di un personaggio che è stato una medaglia d'oro al valor militare, si chiama Giacomo Camillo De Carlo, e nel corso della sua vita, proprio partendo dalle vicende della Grande Guerra, ha intrapreso una carriera di agente segreto. Quindi parleremo dell'aspetto dello spionaggio durante la Grande Guerra e di questo particolare uomo, veramente un po' uomo da romanzo. E ce ne parlerà la volontaria del servizio civile, la dottoressa Francesca D'Aros. Andiamo a conoscere allora uno dei protagonisti della Grande Guerra sul fronte vittoriese, ma non solo naturalmente, e non solo della Grande Guerra, perché la sua storia poi si evolve anche negli anni successivi. L'abbiamo definito uno 007 ante litteram, Camillo De Carlo. Allora, Francesca D'Aros, insomma, chi era questo personaggio molto particolare? Sì, questo è un personaggio particolare e molto importante per questa tematica della Grande Guerra. Giacomo Camillo De Carlo nasce a Venezia nel 1892 e entrò molto presto in ambito militare. Infatti nel 1915 ottenne il brevetto come pilota ufficiale alla Scuola di Aviatori di Roma e l'anno successivo ottenne invece il brevetto come ufficiale aviatore del cielo. Questo brevetto gli permise di portare il suo contributo nella Grande Guerra come appunto fotografo ufficiale, e il suo compito era quello di scattare fotografie dai velivoli sul territorio nemico, in territorio friulano, quindi sul Carso. Proprio questa missione sul Carso portò a Camillo 2 medaglie d'argento al valor militare e una di bronzo. E poi c'è anche un'altra missione particolare che fruttò un'altra onoreficenza di alto valore a Camillo De Carlo, missione che toccò anche il suo territorio natale, possiamo dire. Esatto, la missione che valse a Camillo De Carlo la medaglia d'oro venne svolta proprio a Vittorio Veneto
e occupò un breve periodo di tempo, perché la missione iniziò nel maggio del 1918 e terminò i primi 10 giorni di agosto dello stesso anno. La missione fu da subito abbastanza movimentata, in quanto anche Camillo De Carlo, così come Tandura, doveva atterrare in territorio nemico attraverso un velivolo, ma già dai primi istanti ha riscontrato delle difficoltà, in quanto la missione prevedeva l'atterraggio presso Fontana Fredda, ma al momento dell'atterraggio il velivolo di De Carlo è stato scoperto, e quindi è stato illuminato da un faro nemico, e il pilota è stato costretto a riprendere quota per scappare dai nemici. Decidono di atterrare nell'aeroporto austriaco proprio, quindi nemico, presso Aviano, perché hanno un po' di fortuna, in quanto in quel momento stavano decollando 2 velivoli e l'aereo di De Carlo ne approfitta per atterrare, proprio perché nascosti dal rumore degli aerei nemici. Quindi riescono ad atterrare, riescono perché De Carlo in questa missione viene coadiuvato da un'altra persona, amica di De Carlo, e che conosceva molto bene il territorio, e questa persona è Bottecchia, un amico appunto stretto di Camillo. Riescono ad atterrare, e il giorno dopo una lunga camminata, arrivano a Fregona, che è nelle colline vittoriesi, e qui iniziano a tessere i primi rapporti di fiducia che dovevano permettere una buona riuscita della missione. Una missione che appunto è quindi soprattutto di spionaggio, per passare informazioni, come si dice, da oltre le linee nemiche all'esercito, ai comandi italiani, e quindi De Carlo utilizza anche delle tecniche particolari. Sì, certamente, diciamo che l'obiettivo di De Carlo era quello di ricavare più informazioni possibili, sia sulla disposizione delle truppe nemiche, ma anche sulla quantità, perché è da sottolineare che non basta sfondare le linee nemiche, ma bisogna anche capire chi c'è nelle retrovie, perché se io sfondo una linea nemica ma dietro trovo un'altra muraglia, l'operazione non può definirsi vittoriosa. Quindi l'operazione di De Carlo era proprio capire come erano gestite le forze nemiche sul territorio, e questo riesce a farlo veramente bene anche grazie ad altre persone che hanno collaborato insieme a De Carlo per questa missione di spionaggio. Tra tutti vorrei sottolineare Brunoro, che è stato un segretario comunale che ha passato a De Carlo l'intero piano di battaglia nemico, e questo ha permesso la buona uscita della battaglia del solstizio dell'esercito italiano. Appunto si dovevano trasmettere questi messaggi in totale segretezza, e le modalità andavano dai piccioni viaggiatori, che era il metodo più segreto e anche più sicuro, o in alternativa si potevano utilizzare anche delle lenzuola stese, sapendo che c'erano degli aerei italiani che avrebbero fatto delle ricognizioni in quei giorni precisi, quindi erano dei messaggi proprio precisi. C'era un particolare codice, no? Appunto a seconda di come venivano esposte questi teli, questi lenzuoli, il ricognitore capiva le informazioni. Queste informazioni, questo codice criptato veniva stabilito prima della missione, proprio per permettere di capirsi con poche informazioni e con pochi accorgimenti, ecco.
Riguardo a queste tecniche di spionaggio, o meglio di comunicazione poi delle informazioni alle truppe italiane, all'esercito italiano che era naturalmente oltre il Piave, lo ricordiamo come diceva anche Francesca Darós, è il periodo dopo la disfatta di Caporetto, quindi De Carlo e i suoi collaboratori operavano in un territorio occupato dalle truppe austro-ungariche. Dicevo, proprio come esempio di queste tecniche di spionaggio davvero innovative per l'epoca, il museo conserva anche uno strumento molto particolare, molto curioso. Esattamente, il Museo della Battaglia ha un pezzo del tutto originale che è un galleggiante in sughero. Questo strumento serviva per trasmettere i messaggi tramite il fiume Piave, in quanto i messaggi venivano inseriti all'interno di questo galleggiante che aveva una forma tonda, e erano più di uno ovviamente. Questi galleggianti venivano buttati sul fiume Piave e la corrente li avrebbe semplicemente portati al di là delle linee nemiche, quindi non serviva il trasporto della persona, ma seguivano la corrente, quindi buttando più galleggianti si aveva una speranza maggiore che alcune informazioni arrivassero presso l'esercito italiano. Quindi questa è una chicca del nostro museo veramente, veramente nobile. E poi naturalmente c'era chi li attendeva dall'altra parte, li raccoglieva, insomma, sperando che qualche nemico non li intercettasse, e non li ha intercettati, perché poi effettivamente la missione di De Carlo è andata a buon fine e le informazioni sono state molto utili. Grazie allora a Francesca Darós per averci presentato, raccontato un po' la storia di questo eroe vittoriese, medaglia d'oro al valor militare, davvero, come abbiamo detto, un James Bond che ha precorso i tempi, un pioniere dello spionaggio, dalla vita davvero avventurosa. Grazie. Grazie a voi. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Con noi troviamo il cantautore Alberto Cantone. Buongiorno e ben trovato, Alberto. Ben trovata Alessandra, ben ritrovati tutti gli ascoltatori di Veneto 1. Alberto Cantone ci ha portato il nuovo album Breve danzò il Novecento, una raccolta di 13 brani che diremmo affondano, hanno le... Beh, non li fare affondare appena usciti. No, infatti, hanno le sue radici, guarda, mi sono corretta subito perché non sia mai che hanno le sue radici nelle radici storia. Mi affondano mi piace molto, che affondano le radici è proprio accademico, una cosa seria, che affondano le loro radici nella storia recente del Novecento, il secolo breve. Bellissimo, Alessandra. Raccontaci l'origine di questo progetto. 13 brani, dicevamo, oltre al secolo breve appunto c'è un filo conduttore che li unisce. Sì, c'è un filo conduttore di tipo storico, ma anche un po' di tipo poetico. E il filo conduttore storico, come hai detto giustamente tu, è quello di essere una narrazione del Novecento, del secolo in cui, ahimè, io sono nato e sono cresciuto, e anzi mi sono fatto crescere di più la barba per dimostrare che sono proprio un uomo del Novecento, con la barba ormai imbiancata, e una narrazione del secolo, grosso modo secondo quell'indicazione storica dell'identificazione del Novecento come un secolo breve di Eric Hobsbawm, che parte grosso modo con la Prima Guerra Mondiale
e finisce con la caduta del muro di Berlino e del mondo che abbiamo conosciuto diviso nei due blocchi. Il disco si articola tra queste due date, grosso modo, con alcuni diversivi, con alcune scorciatoie e alcune prospettive sul futuro. E dall'altra parte il Novecento è raccontato attraverso, com'è un po' nella tradizione anche degli album precedenti, attraverso l'ottica di racconti, personaggi e storie un tantino a margine rispetto al centro, al fuoco della narrazione storica principale. E qui riprende forse anche il filone del viandante, o forse anche proprio il filone della tua poetica, diciamo, appunto le figure al margine. Sì. Ci vuoi presentare qualcuno dei protagonisti di cui racconti nelle tue canzoni? Sì, riprende un po' la mia poetica da angeli e ribelli. Gli angeli erano uomini non del tutto realizzati o che a un certo punto, per non precipitare contro vento, diventavano anche dei guerrieri. C'era un sogno per cappello, era un disco dedicato al sogno e alla follia, e il viandante è un disco dedicato alla marginalità, soprattutto accomunata dal senso di nomadismo dell'anima. Allo stesso modo questo è un disco appunto sulla marginalità della storia, sui racconti marginali. Ne prendo uno. Peter Norman, sappiamo chi è Peter Norman. Ma l'ascolteremo dopo però questa L'ascolteremo canzone, dopo. quindi la introdurrei successivamente. E adesso cosa ascolteremo? Così Adesso, ti parlo di lui o di lei. Dal vivo, così ti preparo già. Adesso ascoltiamo il regista, il mediano. Creiamo un po' di suspense per la storia di Peter Norman E vuoi sapere un po' chi sono il regista e il mediano? Esatto. Anche questo è un punto di vista un tantino marginale della storia, anche se si parla di un intellettuale e di un uomo che ha segnato il Novecento e la mia formazione culturale e civile in particolar modo, che è Pierpaolo Pasolini. Siamo in un punto del disco che coincide con la fine degli anni 70, dal momento che c'è una scaletta anche